è colpa del mare, del cielo e del mare. Ciao Gigi! Ciao Gigi, ciao Gigi, sono l'altro ammiraglio, anzi sono il tenente di Vascello, il tenente del vino da Vascello. Ma siete colleghi o siete su due navi diverse? Sono subposto dell'ammiraglio. Ciao ammiraglio, è il mio superiore, è un grande professionista Gigi. Grazie, ma tu sei tenente di vascello. Tenente Lo si di nota vino dai gradi. Vedi sono- che l'ammiraglio ha i gradi dorati. Ciò me l'hai detto 500 volte. Sono... Però devi stare molto attento perché sai, E che essendo tenente di vascello tu vai in libera uscita, ma tu sai la storia dei marinai? Sì, che fanno promesse- Marinai, donne e guai, quando arriva l'equipaggio vanno tutti all'arembaggio di ragazze e cabaret e te la ronda è la seconda volta che ti becca. Questo tenente d'ammiraglio te lo portano via prima o dopo. Devi essere più serio perché la marina italiana è seria. Devi Bravo. mettere del tabacco in quello che fumi, ammiraglio. Bene, allora ne vedremo delle belle oggi. Abbiamo visto però uno sfondo, cioè non voglio pensare che sia quella la sua E imbarcazione. certamente Gigi, perché io quando che è estate, vedi, organizzo le escursioni, vedi, per le escursioni chiedere Giulia- di Gigi che è un grande professionista. Ammiraglio, ma è un pedalò. Lo so, è un pedalò, però li porto a vedere i fondali della zuppa del Casale, il nostro mare che abbiamo... No, del Cincio. L'estremo difensore del Crotone Caglioni, un po' bersagliato ma se l'è voluta tutta, insomma, dai tifosi dell'Hellas, perché insomma ricordiamo che Gigi, vero, me era lo il portiere ricordo. della Salernitana, insomma, Sì. quindi tante Aveva quella maglietta con scritto io odio Verona, me lo ricordo. Ma bisogna essere proprio Caglioni per fare una cosa del genere. Io quando Dove ci vengo... porti in crociera, Giulia? Aspetta un Poi momento. chiediglielo tu. Sì, io voglio Stai sapere. tranquillo Gigi, state tranquilli, perché quello che voglio dire è che questa è una grande... Tenente, tu hai preso in mano il pallino, non lo lasci più andare. Certamente... Gigi, Per le escursioni chiedere di Gigi. Chiedere Gigi che è un professionista, Gigi, questo qua, Gigi, deve essere professionista. Allora, ti volevo dire, siccome questa qua è una trasmissione è come una grande famiglia, nelle grandi famiglie ci vuole bene, allora io ho pensato proprio di fare un love boat di questa trasmissione e vi porto in crociera con la mia love boat. Mare, profumo di mare, è colpa Ci del siete tutti, mare, Gigi! del cielo e del mare. Giulia, Ci siete tutti! siamo un po' preoccupati però. Grazie, Rivediamola, ammiraglio. complimenti, Grande. complimenti. Forse solo Mettiamo Castellani anche la prossima volta. Ma dobbiamo Castellani è metterci- dentro l'oblò, non ci vede, ma è dentro l'oblò perché... Allora, è cambiato tutto davanti con Alfredson in mezzo e Ferrari? È cambiata la partita? Sì o no? Cambiata sì. Eccolo qua. Rispondi! Non possiamo. A queste domande! Bravo. Io ci credo perché Dai, questo dai, non può essere dai! Verona. È Ma fuori come? gioco. Non è fuori gioco! Non è fuori gioco, arbitro! Non era fuori gioco, era di là dalla boa! tantissime emozioni. Era più giù del pontile! Vorrei chiedere all'altro ammiraglio che cosa ha fatto sulla guancia, perché vedo che ha un cerottino. Questo qua è un cerotto perché ho portato una sposa a fare praticamente un'escursione qua col mio moscone a Porto Garibaldi, mi ha dato un ciucchiottino qua, allora mi è rimasto il segno. C'è tutto il segno del Sta ciucchiotto. soffrendo. Torniamo dall'altro ammiraglio, mi sembra che abbia qualche problema. Sì, mi hanno fatto mozzo. Scusa Gigi, c'è niente da mangiare che ho un buco sullo stomaco. Ho un buchetto sullo stomaco. Attenzione, dai, giù Verona, giù Verona, giù Verona, giù, dai, tira! Ferrari, la Gigi, C'è chi ha timore che diventi una crociera tipo Titanic, perché speriamo di no. Io ho fatto anche un telefilm, tu lo sai benissimo Gigi, io sono un grandissimo professionista e mi hanno chiesto di fare un telefilm per una serie, diciamo, molto conosciuta, molto famosa, che era appunto il Titanic, ma ciò che hai partecipato anche tu, anche qualcuno della trasmissione, dovrei averci la locandina da qualche parte, Gigi.
che c'è un grande professionista, Gigi. Ecco, guarda lì. Eccola qua. No, Gigi, Eccolo qua. cambiamo. Questa è la locandina, vedi, c'è eccolo. Gigi. Tutti preoccupati però. Giulia, Pippo, Lo sguardo Olindo, di Filippo Rando. Mamma mia. Titanic. Ma scusa, falla rivedere un attimo. Ma no, ma... Falla rivedere un secondo. State tranquilli, c'è anche Gigi, un professionista. Sì, ma abbiamo tutti la faccia molto preoccupata. Diciamo che è la versione con lieto fine. Ma guarda come si assomigliano. Ma sì, si assomigliano tantissimo. Sono bellissimi. L'ammiraglio e l'altro ammiraglio. Sono bellissimi. Guarda, quando ho fatto la foto era così. Volevo dire una cosa su Filippo Rando, un grandissimo professionista. Tu lo sai, è difficile lavorare con la regia che gli fa gli scherzi. Sarebbe come risalire la biscagina con l'infradito, Gigi. È una cosa praticamente impossibile perché ti vanno dentro i deoloni, insomma. Ecco, tu lo sai benissimo. È una roba. Tra l'altro l'altro ammiraglio, oltre che andare sul pedalò, si è abituato anche ad andare sul sommergibile, vero? Certamente Gigi, io ho fatto dei corsi di io ho guidato praticamente i sommergibili, lo sai benissimo, mi hanno chiamato anche per fare un'alta fiction, perché tu lo sai, sono un grande professionista, io e ho anche la locandina, eccolo qua, l'ammiraglio in caccia a Ottobre Rosso. La nave parte, cara La Giulia. nave parte, sì. Noi ci rilassiamo. Stasera chi vuole venire a Novaglia a vedere il bipido, ciao, la sagra del broccolo, ciao! Mare profumo di mare, con l'amore